conto che Boschello contare oggi, che è occato dal suo libro di Salvatore Moreddu, Oltre il mare di Sardegna, storie di mercanti e patroni tra il XVII e il XIX secolo, conta di una carta che fa tapito tra il rettore dei Oreai Giovanni Maria Pala Calvisi e il commerciante vizzicheso Giacinto Filippi. Saccherta nasce dal suo fatto che il rettore ha ordinato al suo commerciante di livaure da Napoli due simulacros di Santa Sofia. E poi questo hanno pattuito una spesa di 32 scudos. Che hanno però è stata a consegnare la merce comprata in Napoli a suo rettore. Il rettore l'ha dato chi non li paga nulla, casi con noi se cosa che biti figurata eso due simulacros che ha girato non fi Santa Sofia. E non fi Santa Sofia, se con noi se che invece di io che arrambato a suo costato un libredo, io chiedo un crocifisso, io chiedo due simulacros, uno crocifisso. È vero che ha stata la mano io che a Parma, ma se non vi sul libredo, noi sicuramente Santa Sofia. Tanno, visto che non lo queria pagare, sul comando Giacinto Filippi ha fatto ricorso a suo vescovo delle competenze, insomma, che iti e si narraiata Don Francesco Alberto Maria Solinas Nurra, vescovo del Gartellì e de Nuvolo, Cartanno della diocesi iti in Gartelli Nuvolo. E sono nato in Cherta. Come si definiata a Giacinto Filippi? Naraiata, io non ho fatto altro che da presentare a chi mi devia dare lo simulacro, no? Su billette chi mi è stato dato. Quindi io non ho determinato nulla. Io ho dato su billette e mi sono stata consegnata su questo due simulacro, no? In base a ciò che avete scritto su billette. E poi gli scrivono che il santo non sempre sono figurati alla stessa maniera. E se a chi ha esempio del Santo Efesi che abbiano pinto anche Selmo e abbiano pinto anche Elmo, a seconda della sua situazione, della sua vita. Sant'Efisio, prima soldato centurione romano, e poi dopo respentito è chiaro, Remo non lo che ha posto, quindi poteva essere raffigurato in maniera diversa. A questa condiera, su Monsignore ha dato ragione a suo commerciante Giacinto Filippi e ha ordinato a suo rettore Giovanni Maria Pala Calvisi, rettore dei Goreai, di pagare su chi li devia su comando è stato fatto in base a ciò che avete scritto in su billette. Ecco, come voi imparare a me, se vedete Santa Sofia, che veste in suo miracolo, insomma, che è una Santa Sofia in statua di Linna, che è stata restaurata, e durante il suo restauro in camper detto insomma la palma verde che non la io che poso in questa mano destra a Santa Sofia io che abbiamo una palma qualche poso manco come detto della Santa Sofia che più o meno è raffigurata e poi anche la perdita su la domanda che a cogliero è scusta la che tutto canto si unisce di qualche cosa ma sono due simulacri che il rettore dei Goreai contestaia chi non fin de Santa Sofia. In un besono, cioè sono stato sperdito, si s'azzappano, namusu, carchi nomea, insomma, battate la testimonia di questo batto, sono recuperabili. Beh, il mezzo si sono recuperabili se chi ha recuperato lo caso, anche in parte della storia di questa India. Ecco, io ho pensato che ho fatto contare questo conto
proprio pro tirare in gioco la gente, insomma, a si interessare di questa scuola, di questo fatto, insomma, che magari in così però sono successo.